Ciao mitici, la parola che sento più spesso è personal trainer. Ti rendi conto che a Catania un personal trainer ci immagina mamma Paola col personal trainer? Per favore. Ma c'è il personal trainer, scusa. Ok, pronto, prova. Ok. Pinuccio, sistemami questo microfono, Pinuccio. Da tanto che. Attenzione, 1, 2, 3, prova, ok, Ha ricominciato, arriva l'estate. Vai Cettina, prendi il pistolo e fai con me i movimenti della fitness dance. Si chiama stepper, cioè quello che lei chiama pisolo, si chiama stepper. Prendi il pistolo Cettina, dai, posizionalo davanti di te e adesso segui il ritmo. Pronti? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parla in inglese questo, sa parlare in italiano, vuoi parlare in inglese. Ok. Vuoi che. E jump on the step. Jump on the step. Cettina, vuol dire stare nel pistolo. Jump on the step, dai. E sale in del pistolo e scendi del pistolo. Inghia sali, inghia scendi, inghia sali, inghia scendi. Traduca questo adesso, sentiamo di traduca. Ok, adesso pronti con la mossa dell'arunghio. Vi ricordo che il movimento dell'arunghio si compone di numero 2 movimenti. Prima mi arrunghio e poi l'arunghio. Ok, Cettina, sei pronta? Patrizia, Loredana, Rosabba, Michela, Stefania, Cettina. Ok, anche mamma Paola, pronti? Vai, mamma Paola. 1, 2, 3, 4 e sali in del pistolo e scendi del pistolo, mi arrunghio, l'arunghio, mi arrunghio, l'arunghio! E sali in del pistolo e scendi del pistolo, Up and down. scegli tutta! Cettina, è caduta la tuta, mettila nell'up and down! Cettina, sei in mutande, mettila nell'up and down, per favore! Per favore! Ok! Finalmente ho capito dopo tanti anni cos'è un up and down. Hai capito cos'è l'up and down? Porca miseria, sentivo sempre dire sta cosa, up and down, up and down. L'argomento di oggi è le parole straniere che fanno parte della lingua italiana ormai in maniera diffusa, in maniera corrente. Scrivetecene tutte quelle che vi ricordate al 333 477 2239. Se vi fa piacere interagite anche con l'Alla Catalla Official Fan Page.